Mercoledì 30 ottobre a Cerea, in provincia di Verona, lo SPI CGIL del Veneto ha premiato i pensionati volontari dello SPI che quest'estate hanno partecipato ai campi antimafia organizzati da Libera e da Arci. Come sindacato abbiamo denunciato da tempo che c'era una economia illegale che stava crescendo nella nostra regione e che veniva assolutamente sottovalutata sia da livelli istituzionali, di governo e dal sistema imprenditoriale. Quest'anno il Veneto si è svegliato con la mafia in casa. Come sindacato dei pensionati pensiamo sia una funzione molto importante, che è quella di trasmettere la cultura della legalità, in particolare nelle giovani generazioni, che non è solo il rispetto delle regole, ma è un senso di responsabilità verso il bene comune. Bisogna agire sulla responsabilità dei singoli e della collettività. Noi questo facciamo, lo facciamo ogni giorno, andiamo nelle scuole, lo facciamo con i campi della legalità. Abbiamo 2 campi, 3, adesso prossimamente anche Salvaterra diventerà strutturato, 3 campi qui in Veneto, quindi Campolongo, Erbè e Salvaterra, e andiamo anche nei campi in tutta Italia perché è un'esperienza molto importante nel quale si impara e si porta anche solidarietà e vicinanza, perché chi in regioni molto complicate si sta battendo e sta cercando di fare economia legale in una realtà dove l'illegalità è molto diffusa ha bisogno anche di sentirsi che non è da solo, di sentire che c'è una parte del paese, della società civile che è al suo fianco e che si impegna anche quotidianamente, anche nelle funzioni minimali che noi facciamo, perché quando andiamo nei campi lavoriamo ogni giorno. Sono andata anch'io, si lavora la terra, si sta assieme ai giovani, si discute, si incontrano anche persone del posto appunto che hanno vissuto sulla loro pelle anche esperienze molto drammatiche. La giornata è stata anche l'occasione per analizzare la situazione della diffusione della mafia anche in Veneto. I dati emersi da un'indagine dell'Università di Padova sono allarmanti: 386 le aziende in odore di mafia. Ben 79 volontari, suddivisi in 20 turni di una settimana l'uno, sono andati in Puglia, sono andati in Calabria, in Sicilia, in Campania e anche nei 2 campi che ci sono qua nel nostro Veneto. Noi la chiamiamo la cooperazione sana, quella che fa del bene, che opera, che è lavoro per i giovani, no? Perché anche operare nei beni confiscati, anche questo è lavoro sano, e per noi che siamo del sindacato è una cosa molto molto importante. Noi come CGIL Eurovigore abbiamo fatto 6 campi, io in particolare ho fatto Sessa Urunca e Salvaterra. Esperienza straordinaria perché il campo di Sessa Urunca è un campo dove si finalizzano tutte le attività che fa lo SPI e che fa assieme a Libera e ad altre associazioni. Si lavora a Sessa Urunca in un ambiente confiscato alla mafia e assegnato a una cooperativa che è di 17 ettari di terreno. Lì dentro eravamo, come dire, volontari, che il compito nostro era di capire un po' cos'è, di portare le esperienze qua, ma soprattutto quello di fare testimonianza della nostra attività,